La bici del futuro. Che getto Seo. Salita dei serpenti. Giù sulle manubri. Sì! Se premi 2 volte esce birra. Salute fioi. 3 euro Moretti da 66. Sta domanda devo chiederla a qualche tipa. What's up Bridgers? 37 gradi oggi, convento, caldo. Bravo Mona. Qualche video fa vi ho chiesto di darmi un'opinione sulla scelta della mia prossima bici. Ebbene, ho letto tutti i vostri commenti e mi avete super stupito, perché oltre ad essere stati una marea, sono anche stati molto tecnici e precisi e non da bimbi minchia. Forse anche perché avevo messo in palio un completo nuovo di pacca. Sì, insomma, assi dei ruffiani. Bravi! Ciò non toglie che io adoro condividere opinioni e informazioni con voi attraverso YouTube, perché c'è un sacco di gente più esperta di me, quasi tutta in realtà. E infatti posso dire che ha vinto la maggioranza, ma solo a fine video vi spiegherò il perché della mia scelta. Ma intanto ecco a voi la mia nuova Rave SLR. Ma quanto sei bella! In descrizione vi lascio il link con tutti i dettagli, tutte le caratteristiche e tutti i prezzi possibili delle varie varianti della Rave SLR. Dateci un'occhiata. Ma per gli amanti del bike porn vi spiego velocemente i componenti. Il telaio è realizzato con un mix di carbonio della Filante SLR e della Zero SLR, le bici più leggere di Villiers e probabilmente tra le più leggere al mondo, le stesse che utilizza Nibali, per capirci, quasi un po' gli altri. Manubrio monoscocca O-Bar, sempre di Villiers, interamente in carbonio anche questo. Ruote Ursus Miura TC37 all'anteriore, TC47 al posteriore, le stesse che uso per la mia gravel. Gruppo Shimano Ultegra D2 a ben 12 velocità, che oltre ad essere elettronico ha tutti i settaggi impostabili attraverso la sua app dedicata. Sta roba è incredibile ormai. Porta borracce leggero carbon di Elite con tanto di borraccia termica e con 37 gradi, se che mo capio. E sella Fizik Argo Adaptive, guarda che robetta. E vabbè, solito ciclo computer con contabirrette e hashtag dedicato. Visto che è il primo giorno che la provo e le sensazioni sono già incredibili dopo 20 km, prima di spiegarvi la sua vera essenza e la particolarità unica che la rende probabilmente la bici del futuro, proviamola in pianura. Madonna, ma quanto spinge! Ma come va? Giù sul manubri, Roby. Pensa di essere Van der Poel, le daghine, come se fosse una cronometro, dai! 170 battiti in pianura, oddio! Vabbè, sta calmo, sta quieto, sta calmo, sta quieto. Visto che ci sei, prova a vedere se sto ponte prima o poi viene giù. E allora... Bravo! Non hai le ruote da gravel, ricordatelo! Va che te sbusi! Via casato qua, Ale. Sono ancora vivo. Attraversiamo il centro di Cismon, dove da piccolino venivo a vincere i tornei di calcio e avevo un paio di tipelle che facevano il tifo per me. Ah, ero un playboy, ciao da piccoletto. Veloce refila la borraccia termica, che getto Seo. Sembra il mio in momenti un po' così. E passando attraverso quella che dovrebbe essere una strada chiusa, beh no, iniziamo ad affrontare quella che è la salita dei serpenti. Lo odio sto posto, ovvero l'incino verso il lago della Rocca. Copeve. Allo? Via tutti, se siete qua andatevene per favore. Oddio, rumori alla mia sinistra, che schifo. Ma va bene Roby, concentrato sulla bici, sui piedi, sui pedali. No, sta sentata, no, tirati su. Dai gasato. No, sta sentata che si allunga ancora. Butta su un cambio. Va tranquillo. Respira. Tornantino stretto. Chissà cosa c'è dentro quella grotta. Ma tu non pensarci. Roby Segan. No, non ce la fai. Altro tornantino. E questa è proprio la patria dei carbonassi. Via Tosi. Bravi. Roby Segan. Bello. 40 cm. Dai gasato. Sta buono. Passaggio caratteristico. Pensate che una volta questa strada era percorribile in auto a doppio senso. La facevo come mamma con 126 per andare a trovare mia nonna. Ogni volta pensavo a morire. Infiliamoci come infileremo qualcos'altro in un buso. E se vuoi la spegni. Goccino di Agerty. Già sa. Ennesimo tornantino. E via dentro il bosco. Ma che bello però. Non me la ricordavo così lunga. Tornante delle Madonne, un saluto alla monetizzazione di YouTube, manco fosse la prima volta. E ora qui nel tratto finale, butta giù 2 cambi. Su in piedi Roby, rilanciala sta rave. Senti com'è reattiva. Sta sentata, desideri morire, butta sui cambi e sarà 40 gradi. Presa stretta, ne simona tutti. Però, lago del Corlo, conquistato anche questa volta. In nonchalance. Guarda che bello.
Sembra di essere ai Caraibi, forse è un po' esagerato. Facciamo il rodaggio dei freni in questo falso piano. Mi sembra una giusta occasione col briciolino per terra e lasciandoci alle spalle il famoso Fiordo de Beu. Sì, è ora di provare la rave in quello che mi riesce meglio. Giù sui manubri, Roby! E proviamo la rave in discesa! Ma no! Non toccare i freni! Finché non sei 1 centimetro dal muro! No vabbè, frena che sei un tornante, frena! Ma giù il ginocchio qua, lasciala andare alla Bezzecchi! Madonna Marco, hai fatto anche podio! Rilancia la gasato! Dai che puntiamo al com qua sulle scale di Primolano! Giù il ginocchio qua, a destra Vale! Tienila stretta! Vabbè, ma come la pennelli questa curva? Ma quanto sei forte in discesa! Caraca! Ti viene voglia di far motarde, tirar fuori la scarpetta, ma ti trattieni! Gaseria qui! E ora dagli il gasato, record di velocità qui sul rettilineo! Forse è troppo corto, ma tu ormai non hai più paura di niente, tranne di questa curva stretta. Ma sti freni? Maria Vergine, è troppo bello avere le cose che funzionano alla perfezione. Incredibile questa bici. Ocebuse, bravo. E come arriva a Primolano? Direi che il test in discesa l'abbiamo fatto. Ma ora risponderò alla domanda iniziale, ovvero qual è la vera caratteristica di questa Rave SLR che la rende così unica? Anche se vi ho fatto vedere la Rave con un assetto stradale e di conseguenza come si comporta su strada, dovete sapere che quei geni di Villiers hanno inventato questa bici per il gravel. Con queste forcelle si possono montare copertoni fino a 42 mm, addirittura più grossi di quelli che ho sulla Iena, la bici che uso per i viaggi e che è considerata la gravel per eccellenza. Non a caso, proprio con questa Rave hanno vinto la Serenissima Gravel, correranno il campionato del mondo gravel e il buon Ivan Slick Colà ha vinto addirittura la Mount Gravel, probabilmente una delle gare più dure in assoluto in questo momento. Slick de nome ed è fatto, visto che aveva i gomme lisce, isemati. La vera rivoluzione credo che stia nel fatto di aver pensato ad una bici da competizione che però ha la possibilità di essere usata su più terreni cambiando solo i copertoni. Al momento dell'acquisto, link in descrizione, potete ovviamente scegliere l'assetto da gravel o l'assetto stradale, ma ciò non toglie che se non siete professionisti, eccoci qua, vi basteranno solo una coppia di cerchi e ruote differenti e avrete una bici universale, ma soprattutto di qualità. Costa tanto? Sì, ma il pensiero che possiate possedere una bici che con il solo cambio di gomme diventa tutt'altra storia ne giustifica un possibile acquisto? Sì! Quindi diffidate da chi vi dice che per il gravel ci vuole la monocorona anteriore, i baffi lunghi, la t-shirt alla moda e il barbon. Con una doppia corona anteriore e delle ruote da 40 potete fare veramente di tutto. Il resto sono solo discorsi da hipster e frichettoni. Alla fine si va in bici per divertirsi, per stare bene e per bere qualche birretta in più la sera al bar. Questo è il mio caso. Ma sempre controvento qua. Questa Rave vi permette di fare sia bici da strada che gravel ai massimi livelli e Villiers è stata geniale a studiare qualcosa di simile, probabilmente come prima azienda al mondo. Personalmente la userò come bici da strada, avendo uno stack più alto e un reach leggermente più corto, la rende super comoda togliendo quei possibili fastidi alla schiena che magari una bici più aereo comporta. E quindi preparatevi perché vi porterò con me a pedalare tra le Dolomiti e vedere un sacco di madonne. Ma viene già mai, fioi? Leggenda vuole che al Cornale se premi una volta esce acqua, se premi 2 volte esce birra. Magari non adesso, ma da provare. Ma ora, prima di proporvi l'ultimo e più fondamentale test, vi ricordo che su Instagram trovate le foto della bici e potete vedere il mio vero lavoro e un sacco di altre monade che non avevi idea. Su Strava i vari percorsi. Ma ora, dopo averla provata in pianura, in salita e in discesa, potevo non fare il test della birra? Salute, fioi. Funziona bene anche al bar. 3 euro Moretti da 66 al bar. Abito in un bel posto. Ci si vede presto e tra le Dolomiti. Ma via mai. Che sport di me. Grinta ci vuole, grinta! Ciao. Ma il fatto che se fai l'aria è fredda e se fai l'aria è calda non mi fa sentire un po' un condizionatore? Sta domanda devo chiederla a qualche tipa.